Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Il tè con i missionali. Ricominciamo anche in questo periodo di avvento questo nostro appuntamento, questa nostra rubrica per rimanere sintonizzati sul tema missionario. In particolare questa rubrica vuole anche arricchirci e farci riflettere su alcune tematiche inerenti alla campagna Un posto al tuo pranzo di Natale. Questa campagna di solidarietà che noi ormai da anni promuoviamo come ufficio missionario Diocesi di Vittorio Veneto per sensibilizzarci e essere più vicini al mondo dei poveri. È una campagna che viene promossa per tutto il periodo dell'Avvento e si realizza con la raccolta di alcune offerte destinate in particolare alla formazione di sacerdoti, laici, catechisti e quant'altro di chiese povere, per cui chiese che ci chiamano, ci contattano per poter aiutarle, perché molte chiese non hanno disponibilità economiche in tal senso. La campagna sostiene anche l'intercambio missionario realizzato, che è attivo e vivace tra la nostra diocesi e la diocesi di Livramento, del quale ricordiamo la recente partenza di Don Paolo Salatin, che andrà a sostituire Don Marco D'Almagro. Per aiutarci troverete delle buste nelle vostre parrocchie e da lì potete contribuire con una vostra donazione. Ma al di là di questo, la campagna vuole essere anche veramente un'occasione di riflessione su come il mondo missionario può sostenere la nostra Chiesa qui in Italia. Che cosa vuol dire oggi essere Chiesa missionaria? Ricordandoci che una Chiesa per sua natura è missionaria, quindi se manca di questa dimensione non può essere una Chiesa, è l'essenza di una Chiesa e oggi lo faremo in modo particolare, anzi questo mese questo pensiero, questa riflessione che è insieme missionari di speranza nella pace, lo faremo attraverso le parole, i racconti dei giovani che quest'estate hanno partecipato ai viaggi missionari. In questa prima puntata abbiamo invitato due giovani, eccole qui con me, Lucia e Giulia, benvenute. Grazie. Ecco, grazie che siete qui nel nostro salotto per raccontarci del viaggio che tra l'altro abbiamo fatto insieme in Mozambico, in una terra molto cara anche alla nostra diocesi. Allora vi chiedo intanto di presentarvi, dirci un po' chi siete, cosa fate nella vostra vita e perché avete deciso di fare questa esperienza, così partiamo da lì e poi vediamo di inoltrarci in questo racconto. Okay. Chi parte? Parte la Lucia. Vai Lucia. Ok, mi chiamo Lucia, sono originaria della parrocchia di San Giacomo Apostolo, quindi di Vittorio Veneto. Ho 27 anni, nella vita lavoro e partecipo alle attività parrocchiali attraverso l'animazione del gruppo giovani. Ho deciso di partecipare a questa iniziativa che è Andiamo Oltre, cioè i viaggi missionari, che ho scoperto purtroppo tardi perché volevo aprirmi al mondo, volevo conoscere una realtà diversa, vivere l'Africa che sognavo da anni pura, nel modo più puro possibile, quindi vedere la realtà e non magari semplicemente andare in un villaggio e vedere la parte bella, volevo vedere anche la parte cruda, diciamo, la parte più povera. La realtà, tra l'altro, Sì, quella che è esatto. veramente l'Africa, magari anche non legata all'immaginario che abbiamo noi. Bello, grazie Lucia, con te c'è? Io sono Giulia, ho 19 anni, vengo da Colle Umberto e nella vita adesso lavoro, ho finito di lavorare in realtà perché sto per partire per una nuova esperienza per l'Australia per un paio di mesi in cerca di nuovi orizzonti, possiamo dire, di una nuova vita. Ecco, io invece ho deciso di partecipare a questo viaggio missionario proprio perché già da vari anni ho sempre avuto un particolare interesse verso l'Africa, verso la terra dell'Africa e dopo essere venuta a conoscenza di questi viaggi, di questa iniziativa attraverso i social, ho proprio voluto buttarmi in questa nuova avventura nonostante avessi comunque qualche paura ed è stata veramente una delle scelte migliori che io potessi fare, proprio conoscere questa terra nel suo interno, nella profondità di questa terra soprattutto. Sì, poi Mozambico è una terra a noi cara perché è la terra di una suora che è mancata 2 anni fa, Suor Maria de Coppi, che dobbiamo cioè ci tengo sempre a ricordarla
come esempio, come testimonianza di una donna che ha dedicato la sua vita fino alla morte proprio a questo popolo, e tenendo conto che è anche una terra particolarmente sofferente a causa di conflitti che ci sono in quella terra, che era una cosa che un po' ci preoccupava prima di partire, no? Abbiamo detto, ma come, andiamo nella guerra? In realtà abbiamo scoperto che il Mozambico ha un'estensione enorme e che dove eravamo noi, diciamo, il riflesso della guerra era veramente piccolo, forse anzi non abbiamo neanche sentito di per sé. A differenza di questi giorni, che tra l'altro hanno succeduto le elezioni, e il Mozambico sta vivendo un momento di grande crisi civile, c'è anche il rischio di una guerra civile, quindi siamo tornati in tempo, devo dire la verità, ma per fortuna, perché siamo tornati prima delle elezioni e quindi bene. Allora, partiamo dalla preparazione ai viaggi. Allora, com'è stata la preparazione? Chiedo magari una cosa a te, un po' alla Giulia, così. La preparazione è stata importante, è stata significativa? Che cosa ti ha colpito del previaggio, diciamo così? Beh, sicuramente gli incontri fatti sono stati fondamentali, sia per conoscere gli altri partecipanti ai viaggi e quindi creare gruppo per poi vivere più serenamente, comunque un viaggio importante, lontano da casa e lungo, perché comunque si è stati via quasi 3 settimane con i viaggi, ma anche proprio per magari rendersi più conto dell'esperienza che si andava a fare, cioè non è un viaggio che fai per divertirti, ma per andare a conoscere una cultura, un popolo, delle persone che comunque ti stanno aspettando e non vedono l'ora, e quindi tu vai lì e devi essere cosciente che comunque loro sono lì per te, totalmente sono lì pronti ad accoglierti e a donarti qualsiasi cosa, perché alla fine ti donano tutto quello che hanno. Questo è un aspetto straordinario della missione, a dire la verità. E quindi preparazione al viaggio. A te, Giulia, una battuta, cosa ti è servita la preparazione? Beh, sicuramente io citerei anche gli incontri fatti tutti insieme, non solamente delle persone dei singoli viaggi, ma quelli tutti insieme, che per quanto mi riguarda sono proprio di aiuto, proprio per una crescita personale, fanno capire tantissime cose, vanno a toccare dei punti per riflettere a fondo su se stessi e sulle persone che abbiamo accanto e sulle persone che stiamo andando a conoscere, ecco, quindi io veramente a questi incontri, ecco, devo dare proprio una nota positiva perché sono serviti tantissimo proprio anche nella prepartenza. Hanno lo scopo proprio di Esatto. entrare, perché abbiamo l'idea, no, che alle volte quando visitiamo alcuni paesi ci sentiamo preparati, in realtà bisogna mettersi anche gli occhiali giusti per cogliere nella profondità alcuni aspetti culturali di incontro e quant'altro, quindi grazie, perché così chi vorrà fare sa che anche la parte di preparazione ha tutto un suo significato e non è casuale. Bene, poi c'è stata la partenza, no? Siamo stati anche un gruppo particolare perché siamo partiti in 13, ma dentro questa esperienza poi ci siamo divisi in 2 gruppi. E entrambe loro due, insomma sia Lucia che Giulia, hanno partecipato a 2 esperienze parallele, diverse, nello stesso paese. Ma mi soffermerei innanzitutto sull'arrivo in Mozambico, com'è stato l'impatto e poi il passaggio nelle realtà dove abbiamo vissuto. Allora vai Lucia, parti tu. Allora, dall'atterraggio in questo piccolissimo aeroporto dove in un'unica sala c'era tutto, quindi facevi il visto, ritiravi le valigie, i controlli, tutto bellissimo. Siamo usciti e ci siamo ritrovati in questa capitale che è Maputo, in realtà super occidentale, possiamo dire, quasi europea, infatti la chiamano la capitale di cemento. Sì. Perché ha questi edifici enormi, non ti sembra quasi neanche di stare in Africa in realtà, però poi ti guardi intorno e noti che di occidentali ci sono pochi e anzi forse ti notano di più loro che tu sei appunto, hai un colore diverso di pelle. La città in realtà è molto bella, il centro città, poi come tutte le grandi capitali del mondo c'è tanta periferia e si nota anche la povertà. Quello certo,
tornando abbiamo visto anche la discarica Sì, a cielo aperto. quella terribile, Mhm. a me ha colpito tantissimo Mhm. quell'esperienza, che ormai ne parliamo dopo, che Sì. siamo già al ritorno, se no. Sì, 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 Ok, no. e poi c'è il passaggio nelle comunità Mhm. rurali, quindi Sì. com'è stato quel passaggio lì? Allora, beh, il viaggio è stato bello impegnativo, nel senso che siamo montati tutti su un furgoncino con tutte le nostre valigie e siamo partiti. Abbiamo fatto la prima tappa da loro, quindi a A Taninga, Taninga? e abbiamo lasciato metà del gruppo praticamente, e poi noi, io e altre 5 persone, abbiamo proseguito fino a Magude. Tenete conto che da Maputo a Taninga erano circa 2 orette di 2 orette, viaggio, buone. 100 chilometri, Mhm. e poi ne abbiamo fatto gli ultimi 50, ma non pensate ad autostrade, quindi strada sterrata, buche, sabbia Sì, e, sì, sì. e massaggi, mettiamo così. Quindi l'impatto con la strada africana, Sì, 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 diciamo. assolutamente. Mhm. Nel viaggio, tra l'altro, noi abbiamo visto subito questa enorme fabbrica di zucchero, che poi Mhm. abbiamo avuto l'occasione di vedere, ma ne parleremo, che sicuramente ha dato un contrasto, cioè ci ha fatto notare la differenza tra i paesini che incontravamo e questa enorme struttura circondata da ettari di piantagioni. In canna da Sì, zucchero. e ci ha sorpreso perché in realtà appunto la zona è piena d'acqua, perché Mhm. appunto se no senza acqua la canna da zucchero non Non crescerebbe. cresce. E poi siamo arrivati appunto a Magude nella nostra casetta per quelle 2 settimane di missione. Mhm. E il viaggio è stato interessante. Eh sì, perché si passa da una grande metropoli, Mm. città, quindi immaginiamo comunque una città abbastanza molto strutturata, con anche, come dire, strutture, servizi di un Mm. certo tipo, e si entra proprio in un entroterra che è proprio l'opposto, quindi molto rurale, Sì. case piccole, centri non affollati, insomma, interessante. Invece per te, Giulia, com'è stato il cambiamento, l'impatto da Allora, Maputo a Taninga? innanzitutto, parlando prima dell'aeroporto proprio, Sì. è stato un arrivo molto impattante, proprio perché usciamo da questo piccolo aeroporto, zona bella pulita, anche ben curata, ecco. Fai i primi 5 minuti di macchina e ti ritrovi in mezzo a queste strade piene di venditori nelle strade, piene di gente, veramente strade affollate. Mhm. E in un primo momento io veramente mi sono chiesta, io dove sono finita, cosa sono venuta a fare qui? Poi però in realtà ci si addentra in tutte le strade e si capisce insomma che quella è la vita lì così, anche con tantissimi bambini che giocano nelle strade, e quindi un po' alla volta, forse proprio in maniera automatica, si entra di conseguenza insomma, in questa nuova vita che hanno anche loro. Invece per quanto riguarda il passaggio dalla capitale a Taninga, anche quello, bello forte, proprio perché sì, si passa innanzitutto delle persone, ti trovi prima in strade appunto come dicevo prima affollate, a Taninga in cui c'erano molte meno persone, nonostante fossero comunque tante, però ne vedevi molte meno per strada, ecco. Però ecco già nella piccola comunità già ci si sente molto più anche accolti, lì proprio si è sentito il grande calore di questa comunità che ci stava aspettando, era lì proprio per noi e ci ha accolti da subito con canzoni, musica, un grande pranzo condiviso, quindi ecco da subito si capisce la grandezza e la bontà di questo popolo. Sì, Ecco. è vero questo, bello proprio, vero, vero. Stavo immaginando, avendo fatto il viaggio insieme, quei momenti, quindi mi emoziona ancora a pensare. Sì, tra l'altro impatti diversi, perché mentre Taninga è una realtà estremamente rurale, già Maguda è già quasi cittadella, insomma, mentre se non ricordo male a Taninga non c'era neanche il mercato, quindi per poter accedere a beni di prima necessità bisogna spostarsi nelle città vicine, quindi se non c'è l'auto o si va a piedi o comunque bisogna attendere chi possa portarti, no? A Magude già è diverso, c'è una cittadina perché l'abbiamo visitata,
quindi una struttura già diversa, così. Però l'impatto è stato diverso, perché a Magude, quando siete arrivati, cosa è successo, Lucia? Dai. Abbiamo avuto un paio d'ore di shock, nel senso che comunque abbiamo fatto i primi giorni tutti insieme, il gruppo era affiatato e ci trovavamo bene, quindi poi lasciare loro a Taninga, arrivare appunto in questo posto che comunque è sconosciuto, sei circondata da persone che non conosci, siamo andate un attimo in panico. Per fortuna con noi c'era Andrea che ci ha subito risollevato il morale e ci ha dato forza, ma già il giorno dopo eravamo super contente. C'è stato Esatto. proprio questo shock iniziale. Sì, questo ci dice, no, che l'esperienza del gruppo è significativa in questi Mhm. viaggi, perché si genera un certo tipo di equilibrio di energia che effettivamente probabilmente abbiamo sottovalutato in quel Sì. momento. Poi è vero, ci sono anche tanti altri fattori, Mhm. però in realtà abbiamo riscontrato che la forza del gruppo ha una sua consistenza, no? Assolutamente. Ok, allora veniamo a Magude. Che cosa è successo? Cosa avete fatto a Magude? Al- Chi vi ha sì. accolto? Cosa... Sì, a Magude siamo stati accolti da dei padri, abbiamo dormito nella canonica di Magude, che è una struttura che ci dicevano è stata costruita dai portoghesi, perché per chi non lo sapesse il Mozambico è ex colonia portoghese, quindi Mm. si parla il portoghese, Sì. lingua che quasi nessuno sa. Ok. Sconosciuta. Siamo stati accolti da padre Calisto, che è il parroco appunto di Magude. Nella stessa casa viveva, nella stessa canonica, padre Francisco, che è un missionario del Venezuela, che è in Africa da 13 anni. Non è sempre stato a Magude, ma gli ultimi anni sì. Padre Minej, che è il parroco di una comunità vicina che abbiamo visitato, che purtroppo vive a Magude perché la sua canonica non è agibile al momento. Poi c'era padre Sergio, che è l'insegnante di religione della scuola cattolica di Magude, e ci hanno accolto anche 4, ma in realtà sono di più, Irmash, che sono le suore di Magude. Quindi in realtà ci hanno accolto in Un tanti. bel gruppo. Alla Sì. sera voi, quando siete Sì, arrivati. esatto, sì. Cosa abbiamo fatto? Sì. Allora, ci avevano preparato un programma fittissimo, nel senso che ci hanno fatto vedere davvero tantissimi spettri della città, della loro comunità, a partire dalle attività ovviamente che riguardavano la parrocchia, quindi le attività che facevano durante la settimana di incontro di preghiera, di preparazione alle messe Mhm. e anche proprio le celebrazioni. Ci hanno portato alla scuola dove siamo stati con i meninos, che sono i bambini. Le suore hanno questa scuola che è divisa in asilo e scuole elementari e medie. È una bellissima struttura, secondo me, che tiene tantissimi bambini, bellissimi tra l'altro. E questo. Poi ci hanno fatto vedere altre realtà come il carcere. Mhm. Siamo potuti entrare, abbiamo fatto dei momenti con i carcerati di preghiera e poi di condivisione dei pasti. Ci hanno fatto vedere, c'eravate anche voi, l'ospedale, Sì. che non è scontato avere comunque una struttura sanitaria in loco. Ospedale in realtà sembrava abbastanza grande, però messo in confronto ai nostri lascia pensare. Ci hanno portato anche in questa struttura che io non pensavo potesse esistere in Africa, che era praticamente questa struttura di accoglienza di anziani, solo che non funziona come da noi, nel senso che ogni anziano aveva la sua piccola casetta, minuscola proprio, È vero. e viveva, diciamo, nella sua autonomia. Poi ci sono delle persone che gli aiutano a lavare, a pulire nei bisogni, però è stata un'esperienza molto bella anche quella. Abbiamo mangiato con loro, ti ricordi? Cantato con Cantato loro. con loro, ballato anche per chi poteva. I padri, per fortuna, hanno avuto la possibilità di portarci anche in giro, abbiamo visitato comunità anche vicine e anche in realtà più lontane. Un giorno, per esempio, padre Calisto ci ha fatto montare sul suo pick-up e abbiamo fatto diversi chilometri in macchina su strade sterrate per raggiungere una comunità abbastanza lontana, solo per fare una celebrazione. Questa comunità era molto povera perché è molto lontana da Magude e quindi i servizi che ci sono a Magude non ci sono,
e la chiesa era appena stata distrutta o comunque era appena caduta, quindi loro non avevano una stanza. Abbiamo fatto questa messa sotto un albero, è stato uno dei momenti più belli perché proprio sentivi la loro voglia di fare questa celebrazione tutti insieme, condividere insomma questo momento. No, ci hanno davvero riempito le giornate, sono state esperienze bellissime. Mi piace questa riflessione sul luogo, no? Che alle volte noi siamo un po' legati alle nostre strutture, all'esteriorità, dimenticando che il nucleo è la comunità, è questo che fa veramente chiesa, non è tanto il luogo in sé, e che anche sotto un albero si può anzi forse celebrare una messa, un'eucaristia ancora più profonda, no? Più umana, più in contatto con le persone, che noi abbiamo vissuto questo a Taninga, perché alle volte le chiese sono così minuscole che la gente non ci sta e quindi è necessario farle all'esterno. E il contatto con la natura permette davvero un contatto con Dio diverso dall'ordinario, dove non c'è, diciamo, la parte logistica, c'è un contatto diverso, quindi grazie per questa riflessione. Passiamo a Taninga, perché Taninga è stata un'esperienza diversa. Dai, raccontaci, Giulia. Allora, noi siamo stati accolti da 2 padri, Edson e Katema, con i quali poi abbiamo vissuto insieme nella loro piccola casetta, e da alcune suore e da poi tantissime altre persone della comunità che poi abbiamo conosciuto di più nelle settimane successive, ecco. Lì ci siamo, diciamo, occupati di tantissime cose. Allora ci dividevamo sempre in coppie per diciamo, lavorare, tra virgolette, fare delle attività e sentire di più queste attività. E passavamo dall'asilo alla scuola, alla visita anche alle famiglie. Allora, all'asilo chiaramente si proponevano giochi nuovi per far imparare giochi nuovi ai bambini e anche canzoni, balli. La stessa cosa anche a scuola, però a scuola ci faceva anche molto di più, come abbiamo organizzato ad esempio dei laboratori di origami, abbiamo colorato mandala e poi ci siamo anche dedicati un po' allo sport tra la danza e il rugby, visto che avevamo la possibilità del rugby l'abbiamo portato anche lì. E poi appunto abbiamo avuto la possibilità di conoscere davvero a fondo alcuni nuclei familiari, visitare le loro case e capire, ecco, realmente in profondità dove vivevano e come vivevano soprattutto. Grazie appunto ad alcune persone che ci accompagnavano anche nelle loro case e ci hanno accompagnato anche alla visita ai malati. Ecco, questo mi è rimasto molto impresso perché mi è davvero servito capire che nonostante le malattie che certe persone hanno, ma potrebbe essere anche la vecchiaia, loro comunque continuano a vivere e soprattutto voler vivere con gioia, ed è questo che loro veramente ci trasmettevano sempre quando parlavamo con loro. Altra cosa che poi facevamo era anche andare a visitare altre comunità proprio staccate da quella di Taninga, grazie ai padri che vivevano con noi, proprio perché loro facevano delle messe in altre comunità e quindi ci portavano, diciamo, con loro, e così abbiamo avuto anche la possibilità di conoscere tantissime altre persone, oltre alle solite che si vedevano alle messe di ogni giorno, le messe della domenica, e conoscere tantissime altre e soprattutto vivere proprio dei momenti di preghiera insieme ad altre persone per più condivisioni anche diverse. Questo? Beh, tanta roba, diciamo. Ecco, e lei diceva della messa sotto l'albero, ecco, anche noi abbiamo avuto questa opportunità, diciamo, proprio perché l'ultimo giorno, l'ultima messa, erano previste così tante persone, ecco, che hanno pensato di allestire tutte le panche fuori dalla solita chiesa, sotto 2 grandi alberi di mango, quindi ecco, quella è stata proprio la messa che forse mi porto più nel cuore, l'ultima, forse sia perché è l'ultima e sia per proprio il luogo dove è stata fatta. Si è proprio creato un bel clima, una bella atmosfera che si respirava proprio. Poi lì c'è anche la vibrazione della musica africana, Esatto. queste percussioni, Bellissimo. questi canti liberi, è molto intensa la partecipazione davvero, proprio culturalmente parlando, ecco. È anche interessante perché ovunque si vada, la bellezza della nostra Chiesa cattolica è che
ovunque tu sei, riconosci il rito, è quello, cioè non ti perdi, no, anche se la lingua è diversa, ma la struttura è la stessa. E questo è bello, perché girando anche il mondo, io ho avuto modo di girare in vari paesi, è quello che un po' tiene unite tutte le chiese in qualche modo, che è il momento dell'Eucaristia e quant'altro. Una cosa che tra l'altro ricordo anch'io con grande bellezza interiore è l'accoglienza, no? Che tra l'altro nel nostro caso è avvenuta anche attraverso il regalarci delle stoffe che sono delle caponate. Tra l'altro io ne ho una qui che uso come banalmente come piccola tovaglia, che ci accompagnerà in questa rubrica. Allora parliamo di queste, che significato hanno avuto per voi e hanno per loro, delle capulane. Le capulane, allora, a noi sono state regalate in diversi momenti, sia durante le celebrazioni che quando condividevamo con loro il momento di riflessione della parola, dove purtroppo appunto a causa della lingua potevamo partecipare poco, però si sentiva la loro convinzione, la loro fede in quello che dicevano. Appunto ci venivano regalate queste capulane, che sono questi pezzi di stoffa che le donne usano un po' per fare tutto in realtà, se le mettono su diciamo di base per non sporcare i loro abiti, ma in realtà la possono usare per tenere il bambino in spalla, per portare dei pesi, comunque non so, la spesa, davvero per qualsiasi cosa. L'abbiamo vista, padre Callisto ci ha fatto vedere anche che piegandola esce fuori praticamente un pupazzo, una bambola, quindi da dare ai bambini. È una parte fondamentale della vita, credo, in Mozambico. E si è stati così fortunati da tornare a casa con diverse capulane, e ci ha fatto anche riflettere a noi, perché dicevamo hanno così poco eppure sono riusciti a spendere magari qualche soldo per poter dare a noi comunque questi segni che per loro sono molto importanti, lo sono diventati anche per noi, ovviamente. Io penso anche che la capulana, o meglio il regalo della capulana, è un modo per dirci fate parte della nostra famiglia, no? Soprattutto noi ne abbiamo avute un po' meno perché eravamo in un villaggio un po' più povero, sì. quindi voi siete stati anche più fortunati, per dire la verità. Però a noi quando è accaduto durante la messa è proprio, cioè, a me è parso di respirare questo, vi accogliamo e vogliamo che siate vestiti come noi, Esatto, quindi ha un sì. senso veramente di coesione profondo. Io l'ho respirato, a noi per esempio ce l'hanno proprio legata come si usa nei villaggi, quindi bello. Sì, ci tengono. Sì, forse per come siamo noi non ci rendiamo conto dell'importanza che loro danno a queste capulane, quindi non a caso quando possono, ecco, ce le donano, ce le regalano. Questo è molto bello, a dire il vero. Al di là poi che sono ipercolorate, si raccontano di veramente varietà di vite, di energie, cose, proprio è interessante. Noi siamo tutte e tre vestite di nero, guarda caso, lì è difficilissimo trovare, ci vorrebbe una capulana per distrarre un po' da questo colore. Va bene, io uso le sciarpette, ma vabbè lo stesso. Allora veniamo a un'altra parte importante che abbiamo visto, che è quella della vita lì, no? Abbiamo parlato di questa canna da zucchero. Io penso che magari un accenno lo possiamo fare, perché a noi soprattutto partirei da Taninga, perché noi abbiamo potuto vedere in modo particolare proprio la crescita e la nascita, magari ci racconti qualcosa, quello che c'è, per poi arrivare, come dicevamo, alla fabbrica. Ma al di là di questo, proprio per capire cosa sta accadendo, cosa accade in quelle terre lì, di cosa vive la gente, no? Proviamo a condividere questo passaggio. Sì, ad esempio noi proprio vivevamo accanto a una enorme distesa di campi appunto di canna da zucchero, e proprio il nostro padre Edson, se ne occupava e ci teneva davvero tanto ai suoi campi, perché sapeva che erano, diciamo, ciò che gli facevano guadagnare più soldi, nonostante non siano tantissimi per riuscire a fare quello che vorrebbe davvero, riuscire a migliorare la comunità in sé, perché è quello che lui vorrebbe fare. Però ecco, nonostante questo, lui dava tutto per i suoi campi, passava le giornate a andare a piedi, comunque sì, il tragitto non era proprio breve, per andare a vedere tutti i suoi campi, tutti i lavoratori, vedere ogni processo di questo, ecco. E già proprio da questa cosa si può vedere l'amore che tutti loro, non solamente il nostro padre possiamo dire, ma tutti loro mettono in ogni cosa che fanno, e quanto realmente
come possiamo dire, quanto realmente è importante per loro anche avere una piccola cosa, che in realtà così piccola per loro non è, Sì. che gli può fare appunto guadagnare dei soldi dei quali hanno molto bisogno. Certo, Quindi, il senso della missione è che possa essere autonoma il più possibile. Questo campo, tra l'altro ettari di campo, sono di proprietà di questa missione che tra l'altro è diocesana, precisiamo. Magari facciamo un appunto per spiegare perché siamo arrivati a Maputo, al di là di Suor Maria De Coppi, ma perché anche a Maputo da poco meno di un anno si è insediato un nuovo vescovo che noi conosciamo, che è padre Osorio, perché è stato missionario della Consolata qui a Vittorio Veneto e come vescovo, in realtà è un vicario del vescovo, comunque ci ha dato la disponibilità di poter vivere questa esperienza nell'arcidiocesi di Maputo, che non è come la diocesi di Vittorio Veneto, è un'arcidiocesi vastissima, dislocata in varie parrocchie, tra cui questa di Taninga e di Maputo, che distano appunto anche 150 km, se non anche di più. E ogni comunità, ogni piccola parrocchia ha a sua volta delle comunità che segue in un territorio vastissimo. Ogni parrocchia di per sé è molto povera perché non ci sono incentivi, la gente è molto povera, quindi anche le attività semplici, quindi non so, l'uso della macchina per andare a celebrare la messa, penso io, l'energia elettrica che ha dei costi, per essere sostenuti hanno bisogno di un'entrata fissa. E la bellezza di questa missione è che l'entrata è garantita dalla canna da zucchero. Noi poi siamo arrivati proprio nel momento in cui c'era la raccolta della canna da zucchero, no Giulia? Che è stata anche interessante. Raccontiamola un attimo, perché cosa è successo mentre eravamo là? Perché è stato stravolgente. diciamo che già dalla prima sera abbiamo visto pezzi di campo andare a fuoco e non capivamo più nulla. Esattamente. Però in realtà è proprio una tecnica che loro utilizzano per bruciare tutta una parte della canna, appunto per far appunto restare la canna in sé per poi raccoglierla. Però ecco, arrivando proprio nei giusti giorni abbiamo avuto la possibilità di mangiarla per i primi giorni e farne scorta più che potevamo, perché era proprio buona. E quindi ecco, no, oltre al fatto di mangiarla abbiamo proprio potuto vedere il processo tutto il processo che si sta dietro, il taglio e poi oltre al taglio generale, poi al taglio in piccoli pezzi, che in realtà sono campi così grandi, ma lavorano tantissimo e in un attimo non ci siamo neanche resi conto ed era tutto tagliato. Tutto a mano, tra l'altro, perché lì non ci sono macchine in questo momento per poter tagliare la canna. Tra l'altro i nostri ragazzi più giovincelli hanno detto aspetta che proviamo anche noi. Avranno durato mezz'oretta, poi hanno detto ok, neri sporchi, hanno detto ok, siamo a posto. Per noi abbiamo già fatto questo macete che vabbè, tutta una storia interessante. Molto bene, quindi una volta bruciata viene tagliata a mano e poi ci sono dei mezzi che la portano nella fabbrica. E qui Lucia prova a raccontarci questo passaggio. I passaggi sono tantissimi, però in linea di massima la canna arriva, viene lavata, quindi viene pulita e viene strizzata, quindi viene tirato fuori il succo che poi appunto verrà lavorato. La cosa che ci hanno tenuto a sottolineare è che anche con gli scarti loro fanno qualcosa, perché li bruciano e li usano per fare calore, quindi comunque l'idea di riciclo, cioè di utilizzo del tutto, insomma, del non spreco esiste anche là. E poi appunto il prodotto vero e proprio viene lavorato e si trasforma, adesso non chiedetemi come, la magia si trasforma in zucchero e vedevi appunto questi sacchi da quintali di zucchero sia bianco che non raffinato uscire dalla fabbrica, insomma. Sì. Il processo è quello di deumidificazione, per cui viene tolta l'acqua in eccesso, questo liquido glucosico diventa zucchero, prima grezzo e poi bianco, sempre attraverso una serie di processi. Anche questo discorso è vero dell'ecologico, del riciclo. A me ha molto colpito di questa fabbrica che è gestita da sudafricani, è interessante perché l'affidare questa fabbrica a persone competenti
facilita il mantenimento. Però mi ha anche colpito una storia che è inerente probabilmente anche alla questione dei cambiamenti climatici, che l'anno precedente c'è stata una grande crisi lì in quella zona particolare dove c'è un grande investimento nella piantagione di canna da zucchero, ma c'è stato diciamo un evento atmosferico che ha fatto sì che piovesse per tantissimi giorni, quindi c'è stata una grandissima inondazione che ha rovinato tutto il campo. E questa esperienza purtroppo ha creato un danno elevatissimo, in primis perché ha rovinato un anno di raccolto e quindi ha tolto il lavoro a tantissime persone che vivono di questo. In più non ha permesso la produzione di zucchero, quindi tutto che è inerente. Una fabbrica, altra, è stata chiusa per questo motivo, quindi lasciando moltissimi lavoratori a casa. E questo cosa comporta? Che molte persone, molti giovani tendono ad allontanarsi da queste zone e emigrano, particolarmente in Sudafrica, per poter in qualche modo sopravvivere alla povertà. Diciamo che è questo. Allora, in fase così di chiusa volevo fare una riflessione sui giovani, perché ne abbiamo incontrati veramente tanti. Qual è stato il contatto con i giovani? Che cosa vi ha lasciato? Che cosa, insomma, questi giovani ci stanno raccontando? È stato molto interessante. Noi a Magude abbiamo passato diverse giornate con il gruppo giovani appunto della parrocchia, che è leggermente più grande dei gruppi giovani a cui pensiamo noi, perché di solito sono dai 25 in su. Quindi anche gente magari sposata e con figli, che però è giovane, giustamente. Loro ci hanno chiesto cosa facevamo, magari io e un'altra ragazza che eravamo un po' più grandi, ci hanno chiesto ma quindi avete una casa? Erano molto curiosi su a che punto fossimo della nostra vita, perché secondo me loro lì, col fatto che comunque hanno tutti il cellulare e tutto, penso possano vedere la differenza del loro modo di vivere rispetto a quello del mondo. Erano molto curiosi di cosa avessimo, di cosa non avevano loro rispetto a noi, però erano anche contenti di poter condividere del tempo con noi, appunto di poter parlare, scherzare. A noi hanno chiesto di potergli insegnare dei balli, perché poi loro amano tantissimo ballare, quindi abbiamo fatto una serata in cui magari loro ci insegnavano i loro, noi provavamo a insegnare i nostri, perché noi qua... No. Un altro stile, sì, diciamo esatto. così, dai. Poche doti. Però sì, è stato molto bello, anche perché la prima cosa che hanno fatto è stata cucinare per noi, e penso che se a un gruppo giovani italiano gli chiedessi dovete accogliere questi giovani che vengono dall'Africa, non penso che la prima cosa sarebbe mettersi a cucinare, anzi. Quindi è stato bello vedere la diversità con cui loro ci hanno accolto. Sì. Bello, grazie Lucia. Giulia? Allora, noi a Taninga abbiamo passato i weekend sempre con i giovani e anche i momenti dopo le messe, e sono stati tutti veramente momenti indimenticabili per quanto mi riguarda. Erano momenti vissuti nel vero senso della parola, proprio pensando ai balli, ai balli più o meno, noi e loro, insomma, era un insegnamento reciproco, ecco, e a tutte le volte che abbiamo mangiato insieme, noi abbiamo provato a cucinare qualcosa per loro e viceversa, a loro veniva molto meglio. E proprio il momento vissuto insieme, proprio il mangiare tutti in cerchio, tutti insieme, guardandoci, senza pensare ai cellulari come magari facciamo qui in tantissimi momenti. Era proprio un vivere il momento, viverlo realmente proprio. E anche dopo le messe ci trovavamo nel piccolo gazebo davanti casa per suonare insieme, cantare, e anche quello era un semplicissimo momento, però diventava veramente un qualcosa di speciale perché si era insieme e ci si divertiva insieme. Poi un po' alla volta abbiamo anche preso confidenza, siamo passati anche a fare dei giochi, tutte cose più particolari con loro. Ricordo una sera abbiamo fatto tutte delle acrobazie, insomma, poi si entra un po' in armonia con loro, ci si diverte anche. Sì. Quindi
ecco, questi ragazzi, nonostante li abbiamo conosciuti veramente stati insieme con loro 2 settimane e mezza, però sembrava di conoscerli veramente da tanto e lasciarli non è stato per niente È vero. facile. Sì, sì. È molto interessante perché, cioè, mi ricordo gli ultimi giorni a Taninga i ragazzi venivano a salutarci, addirittura ci hanno portato le noci di cocco e volevano assolutamente che tornassimo a casa con qualcosa di loro, e questo è stato commovente, a dir la verità. Tra l'altro noi a Taninga avevamo nella nostra missione un piccolo bambino che veniva a giocare, Jesus si chiamava, e ci ha molto, come dire, provocati la presenza di questo bimbo, perché era bimbo, il figlio, uno dei 4 figli di una famiglia, la madre sordomuta, e loro veramente non avevano nulla. E noi che vivevamo in un contesto per quanto povero, ma comunque avevamo tutto perché potevamo mangiare, tutti i giorni ci confrontavamo con questo bambino che veniva e che mentre noi pranzavamo diceva: non vado a casa, tanto io non ho niente da mangiare. E questo è stato, almeno per me, ma per tutti noi, è stato una grande provocazione. Tuttora me la porto a casa, perché questa povertà serve a noi per diventare più umani, per ricordarci che abbiamo veramente tanto e che dobbiamo imparare ad accontentarci anche delle piccole cose, a goderle le piccole cose, ad apprezzare, perché lui non ci ha mai fatto pesare questa cosa, non ha mai fatto pesare, lui è come uno stato di accettazione, e anzi lui confidava che noi stessimo con lui per giocare anche quell'ora di pallone, quindi è stato molto molto intensa questa cosa, davvero. Allora siamo in chiusura, abbiamo 1000 cose da raccontare, ma la regia sta dicendo basta, perché insomma siete donne, parlate troppo, come al solito così. Però c'è stata una parola che noi ci siamo portati a casa, che è canimambo. Vi ricordate? Ecco, loro non lo vogliono fare, ma lo fanno fare. Perché la cosa bella è che, pur non conoscendo la lingua, giravamo nelle famiglie, nei nuclei, e sempre c'era questa canzone che veniva a noi regalata e che poi è diventata una specie non so, di pensiero continuo, di ritmo continuo, e ce lo portiamo a casa. Allora vi salutiamo con questa canzone, che tra l'altro nella lingua locale, nella lingua del posto, vuol dire grazie, che è un po', penso di rappresentare il senso di gratitudine che abbiamo nell'aver potuto, nel fatto che loro ci hanno permesso di conoscere un po' la loro terra, la loro cultura. E la canzone fa così: Canimambo sianga, canimambo tatana, canimambo uresiwanga, canimambo shimbushanga. Bene, basta così. La regia non lo sapeva, cioè non se la sapeva, ma ci siamo sperimentate in questa cosa. Allora cogliamo l'occasione per invitare i giovani che vogliono, ormai hanno capito, meglio lo capiranno sempre meglio anche nelle prossime puntate, che cosa sono questi viaggi, di cosa si tratta, cosa vuol dire viaggiare. Anche quest'anno riproponiamo il percorso Andiamo Oltre, e visto che la prossima settimana, cioè il 13 di dicembre, ci sarà un incontro di presentazione del percorso, cogliamo questa occasione per invitare veramente chi vuole partecipare, i giovani dai 16 ai 30 anni, diciamo così, per anche curiosare. È un incontro solo di presentazione, libero, dove si può venire. Racconteremo le mete della prossima estate, che sono il Perù, la Colombia, lo Zambia, la Turchia e la Bosnia, e racconteremo insomma anche queste avventure. Quindi seguiteci, perché vi racconteremo anche altre esperienze. Grazie di essere stati con noi, grazie di aver condiviso un po' della vostra storia, e salutiamo i nostri chi ci segue con il nostro tè col tè dei missionari. Grazie, alla prossima puntata. Ciao! Ciao, buonasera, ciao a tutti.